Presidente Romano, tracciamo un bilancio dell'attività dei consorzi di bonifica per questo 2016. Cos'è cambiato rispetto all'anno scorso e cosa si può fare? Allora, credo innanzitutto che sia stato un anno di traghettamento da un sistema finanziario ad un altro sistema finanziario con la Regione. È stato un anno importante per noi, un anno che ha dato risultati eccellenti, abbiamo fatto molta sinergia fra consorzi, anche quest'anno i bilanci dei consorzi si chiudono con un momento vicino allo zero, sono zero addirittura, quindi un grande passo in avanti da parte dei consorzi e un grande passo in avanti di rapporto con la Regione del Veneto, perché questa sinergia che abbiamo iniziato l'anno scorso e che sta maturando anche per i prossimi anni è segnale importante di condivisione di problematiche, di situazioni importanti per l'interesse del nostro Veneto e dei cittadini del Veneto. Che rapporti ci sono con Italia Sicura? Un ottimo rapporto di collaborazione che però deve essere migliorato, soprattutto per quello che riguarda la fase esecutiva, in quanto a noi sembra di capire che ci sono delle risorse, noi i progetti li abbiamo pronti cantierabili, per cui noi siamo pronti su questo versante. Bisogna vedere poi se Italia Sicura e il Ministero e le Regioni le priorità che daranno a questi tipi di interventi.